Una buona domenica, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No, il nostro format domenicale che mette a confronto due personaggi del nostro territorio su una tematica di attualità e è decisamente d'attualità la tematica che trattiamo questa settimana perché parliamo di suicidio assistito. Lo sapete che insomma nelle scorse settimane un uomo di 43 anni, tetraplegico da sostanzialmente 10 anni, ha ottenuto dal comitato medico dell'azienda sanitaria delle Marche il via libera a beneficiare, insomma ad accedere al suicidio assistito. Ovviamente non è la fine dell'iter perché ora tutto dovrà essere ratificato da un tribunale perché insomma in Italia la legge sul suicidio assistito non c'è, però insomma a detta di molti è un primo passo importante. Ne parleremo con Giorgio Pasetto, portavoce di Più Europa Veneto. Buongiorno Pasetto. Buongiorno agli ascoltatori. E ne parleremo anche con Massimiliano Zannini, coordinatore veneto del Popolo della Famiglia. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti quanti, salve. Pasetto, comincio con lei e le chiedo, è veramente un primo passo importante verso insomma, quella che chi lo sa magari in futuro un giorno sarà una legge sul suicidio assistito nel nostro paese? Certamente è un primo passo in avanti. Purtroppo ci troviamo in una situazione dove la politica non è in grado di decidere e di prendere, diciamo, delle scelte, di creare delle leggi specifiche per regolare il fine vita in qualche modo, soprattutto in tutti coloro che hanno delle sofferenze che io così definisco terribili, e quindi intervengono i magistrati e in qualche modo, diciamo, è stato fatto sì un primo passo, certamente, però siamo ancora distanti, ecco, diciamo questo. Zannini, lei di questa vicenda cosa ne pensa? Insomma, è effettivamente un primo passo? È un passo che vi soddisfa, che non vi soddisfa? Diciamo che allora, per come la vedo io, è un passo indietro rispetto a quello che è il nostro ordinamento giuridico. Il nostro ordinamento giuridico deriva da migliaia di anni di una cultura che ha sempre preservato la vita in quanto un bene indisponibile. È una questione di ragione questa, non è una questione che non si ricade nel religioso o altre cose di questo genere, assolutamente. Noi di fatto abbiamo un ordinamento che è completamente strutturato sulla tutela della vita e della persona. Nel momento in cui si creano le condizioni per rendere la vita un bene disponibile, a quel punto a ruota cominciamo ad avere tutta una serie di effetti sull'intera popolazione, soprattutto adesso in cui sappiamo tutti abbiamo una situazione di emergenza anzianità, nel senso che purtroppo vediamo che i numeri demografici ci stanno dicendo che siamo un paese diciamo con tantissimi anziani, ci sono pochissime nascite e questo a ruota creerà dei problemi futuri di carattere economico. Purtroppo il passo che viene fatto cercando di scardinare l'ordinamento con degli artifici per introdurre il suicidio assistito, in realtà ci porta semplicemente a una riduzione, a un'idea di ridurre i costi uccidendo le persone. Pasetto è d'accordo con questa, insomma, con questo scenario prefigurato da Zannini del Popolo della Famiglia? Ma ovviamente non sono d'accordo, poi capisco le loro ragioni che vengono, insomma, da una parte politica che ha quel tipo di idea, ma io dico molto semplicemente che invece dovrebbe essere la scelta del fine vita una scelta libera e individuale. Chi invece vuole in qualche modo proseguire fino per ragioni di fede, ma per qualsiasi altra ragione, questo non è importante, non viene in qualche modo modificata la sua situazione da questa legge. Invece, per chi magari si trova in una situazione ormai disperata, che la propria sofferenza diventa veramente insostenibile, almeno avere una via di uscita, io credo che sia un atto di pietà nei confronti della persona, insomma, ecco, quindi Eh, non ci vedo nulla di catastrofico, sinceramente. Zannini, perché insomma una persona in questi casi non potrebbe essere libera di scegliere? Ma il dramma è questo, che allora, fermo restando le sofferenze di tante persone, il problema nostro, della nostra politica, su questo concordo con il signor Pasetto, con il dottor Pasetto, non si legifera abbastanza. Noi abbiamo una politica che è completamente assente riguardo i bisogni delle persone sofferenti e questo può indurre la persona sofferente a fare dei ragionamenti suicidi.
Questo, e da qui a catena, come dire, la soluzione che ci viene posta appunto da più Europa. Ma la sostanza è che noi dobbiamo cercare di tutelare la vita perché? Perché nel momento in cui si crea un precedente, vuoi anche per una questione di pietà, ma attenzione, cioè, ci sono anche delle cure palliative, cioè noi siamo allo stato tale che le persone con estrema sofferenza, se sono supportate, possono avere una vita dignitosa fino all'ultimo, perché sono un valore per la società. Quindi non è una questione di fede, è proprio una questione pratica, cioè tutto il nostro ordinamento giuridico è fondato su un concetto di questo genere. Quindi nel momento in cui noi andiamo a introdurre, come dire, un virus su questa situazione, dove ciascuno può, come dire, autodeterminarsi, in realtà non è quel singolo caso che creerà il problema, ma tutti gli altri che poi ne verranno a ruota. Banalmente, dico banalmente nel senso che richiamo un esempio che è tragico, di una ragazza di 17 anni che in un altro Stato europeo ha chiesto di come dire, essere soppressa, diciamo così. Sono parole che sono quasi impronunciabili, semplicemente perché aveva avuto un'esperienza traumatica di stupro e non se la sentiva di continuare a vivere. Ma la domanda è: con che coraggio noi possiamo fare una legge che comporti a una ragazza di questo genere, di 17 anni, di portarsi via la vita perché ha subito un trauma? Si può sopportare a 17 anni una vita davanti, ma anche se uno ne ha 90 di anni, ha comunque dei valori da poter portare all'intera società. Scardinando questa cosa, di fatto noi entriamo in una logica semplicemente che i bambini già li eliminiamo con l'aborto, eliminiamo anche gli anziani sofferenti perché sono un costo, e di fatto dove andiamo a finire? Glielo chiedo a lei, Pasetto, dove andiamo a finire. Gliela giro la domanda di Zannini. No, ma i dubbi e le perplessità che Zanini espone io li capisco anche, nel senso che se parliamo di una ragazza di 17 anni in una situazione di malattia più psichica che fisica, servirebbe una legge che in qualche modo tuteli la vita di questa persona. Noi quando parliamo di eutanasia parliamo di situazioni estreme senza via di uscita. Nel caso della ragazza di 17 anni, con tutta certezza c'è la possibilità di curarla e in qualche modo riportarla a una vita normale, io credo. Insomma, quindi questo non è il problema, ma secondo me è a monte un po' la diversità di valutazione che si riferisce all'idea dello Stato che abbiamo. Se noi abbiamo un'idea di uno Stato etico che in qualche modo impone alla persona cosa deve fare, o se invece uno Stato, diciamo, più liberale che responsabilizza la persona e lascia alla persona la possibilità di fare delle scelte individuali. Questa è un po' la differenza a monte, secondo me, dell'approccio anche filosofico alla vita. Pasetto, sulle cure palliative non potrebbero essere una parziale soluzione, l'aveva un po' evidenziato Zannini in questa situazione, cioè non si potrebbe magari sopperire con le cure palliative cercando di alleviare il più possibile la sofferenza di queste persone? Già questo viene fatto fortunatamente, quindi la morfina ad esempio è uno strumento per alleviare il dolore. È ovvio che queste cure, arrivati un po' alla fine, di fatto tolgono in qualche modo il dolore alla persona, ma la portano in uno stato di totale, diciamo, assenza della persona stessa. Quindi è bene che ci siano, fortunatamente anche questo è stato un passo avanti fatto in passato, però poi anche in questo caso non tutti gli ospedali procedono nello stesso modo, c'è comunque magari qualcuno contrario ad accompagnare la persona, anche qualche medico che io definisco, ma non io, ma in linea di massima obiettore, che in qualche modo la persona non viene accompagnata come si dovrebbe nel fine vita, ovviamente per alleviarne le sofferenze il più possibile. Ecco, quindi anche su questi aspetti io credo che
servirebbe una normativa ben precisa e io credo che tutte le forze politiche dovrebbero cercare di mettersi attorno ad un tavolo per trovare quella normativa che sia la più consona possibile. Mi sembra di capire, insomma, che però, certo, la tematica è molto delicata, ma difficilmente anche in questa situazione le forze politiche riescono forse a mettersi d'accordo. Zanni, lei come la vede? Beh, io dico solo una cosa, allora, poniamoci la domanda come mai su tutte le nazioni esistenti nel nostro pianeta ce ne sono una manciata che hanno introdotto per legge quello che è il suicidio assistito. C'è un motivo. Il motivo è che si viene a creare quello che è un possibile vuoto successivo sull'attuazione di queste leggi sul suicidio assistito, che è problematico. È una tematica che non si può dire semplicemente vogliamo lo Stato etico, vogliamo lo Stato liberale, non è una questione, è da capire quanto la vita noi la valorizziamo, siccome è una cosa che di fatto non abbiamo modo di darci e neanche di togliere, salvo appunto qualche legge introdotta come si vorrebbe in questo momento qua, ma teniamo conto di questi numeri qua. Non abbiamo altri, c'è un quesito da porsi, dove andremmo a finire? Io ho già fatto prima un paio di esempi che ovviamente potremmo parlare per giorni di questa tematica, è un po' difficile concentrare tutto in questo momento, però rendiamoci conto che nel momento in cui noi andiamo a toccare quella che è l'intangibilità della vita del nostro ordinamento si possono creare degli scenari che sono incredibili. Ma d'altronde, se vogliamo fare anche un esempio più europeo, basta che andiamo a vedere cosa è successo in Olanda. In sostanza, lì sono già un po' di anni che esiste questo tipo di legge sul suicidio assistito ed è un dato di fatto che da quando è entrata in vigore questa cosa c'è stata un'escalation di casi. Perché? Perché nel momento in cui la persona debole, sofferente, che è in uno stato di difficoltà rispetto a chi è il suo interlocutore davanti, voglio dire, si trova chiaramente in una posizione di squilibrio, per cui è portata a farsi accompagnare. Se la persona che l'accompagna non è una persona che in qualche maniera vuole tutelarla, supportarla, ma la vuole sopprimere, facciamo fare alle persone alla fine che facciamo fare i cagnetti quando sono malati irreversibili, li portiamo al veterinario. Io credo Però che... se, Zanini, Prego. se non sbaglio, la sentenza della Corte Costituzionale, quella relativa al caso Cappato di J. Fabo, mette anche un po' dei paletti da questo punto di vista, cioè la persona deve esserne decisamente consapevole di questo, giusto Pasetto? Non so se lei magari me la può richiamare. Sì, no, esattamente. La normativa è una normativa comunque complessa che cerca comunque di tutelare al massimo la vita, su questo non c'è dubbio, cioè, quindi insomma io vorrei solo ricordare che noi come Più Europa, insieme ai Radicali Italiani e l'associazione Luca Coscioni, abbiamo raccolto oltre 1.200.000 firme per il referendum e il sentore della gente, ma anche un po' quelli che sono i sondaggi, comunque ci dicono che le persone per circa il 70% ormai sono favorevoli all'eutanasia. Quindi io spero che si arrivi al referendum, ma meglio ancora sarebbe che un po' per una spinta popolare di questa problematica che è sentita, perché chi ci è passato, ahimè, sa cosa vuol dire. Io purtroppo ho avuto un'esperienza sulla quale insomma si potevano fare delle riflessioni importanti di questo tipo con mia mamma, quindi insomma capisco proprio perché l'ho subita da vicino un po' questa situazione e sinceramente da questo evento insomma uno pensa molto a quelle che possono essere queste problematiche che sicuramente, certamente coinvolgono tutti quanti, prima o dopo, ahimè, e quindi insomma io credo che anche per questa spinta popolare sia necessario arrivare a una normativa. La normativa sicuramente poi bilancerà quelle che sono anche le idee dei vari schieramenti politici, però una normativa dobbiamo comunque produrla. Zannini, i numeri, secondo quanto ha riportato Pasetto, sono importanti, cioè sono significativi riguardo a un sentire popolare su questo tema. Allora, io mi permetto di definire quello che è il referendum, che chiaramente è stato fatto, però è un referendum imbroglio.
Referendum imbroglio lo dico con forza perché non è un referendum con il quale si vuole introdurre la legge sul fine vita, sul suicidio assistito, no, perché qui in Italia, per il nostro ordinamento, con un referendum non possiamo introdurre leggi, possiamo eventualmente abrogarne interamente o magari una porzione, fino a qua penso che siamo tutti d'accordo. Il referendum che è stato fatto ha la volontà di depenalizzare quello che è l'omicidio del consenziente. Quindi cosa capita? È che nel momento in cui se io do di fatto un incarico alla persona che mi sta a fianco di suicidarmi, passiamo di fatto questa persona qua non viene di fatto condannata. Ecco, quindi è un grimaldello in sostanza, perché se c'è un motivo per il quale il Parlamento e il Senato non legiferano su questa tematica, perché è una tematica che va eventualmente approfondita, ma non si può scardinare il nostro ordinamento facendo passare un referendum che tale non è, dicendo che è un obiettivo, facendo un altro tipo di azione. Perché il nostro ordinamento prevede che appunto nel momento in cui io aiuto una persona a uccidersi, di fatto venga condannato. In questo momento questa è la legge, quindi può anche non piacere, ma non è che la sostanza cambi. Dopo, concordo assolutamente con il dottor Pasetto sul fatto che ci sono delle situazioni drammatiche, ci si passa in tanti, e quindi chiaramente non vado oltre, diciamo, su questa questione, però per come ci sono questi casi drammatici che vorrebbero fine vita, ce ne sono altrettanti, se non di più, di persone che vorrebbero essere tutelate fino al termine della propria esistenza, con servizi migliori che politicamente dovrebbero essere introdotti. Ecco, dovremmo fare una politica attiva per il bene delle persone, finché la persona non si senta sminuita, ma venga in qualche maniera supportata fino all'ultimo minuto. Pasetto, quindi sostanzialmente 1.200.000 persone avrebbero chiesto di poter votare un referendum che di fatto non si potrà votare? Ma questo non è detto, perché probabilmente il referendum non è ancora certo, ma si andrà comunque a votarlo il referendum. Ma la cosa migliore sarebbe quello che purtroppo la politica non ha fatto finora, che è produrre una legge sul fine vita, perché la politica non può decidere di non decidere, perché altrimenti vuol dire che abbiamo messo dei rappresentanti lì che cosa ci stanno a fare, cioè hanno la responsabilità e il dovere anche di rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini e quindi di decidere e di portare avanti una legge per il fine vita. Se loro non lo faranno, fortunatamente, dico io, abbiamo uno strumento di democrazia che è il referendum. Quindi ovviamente il nostro referendum può essere solo che abrogativo e quindi si è fatta naturalmente questa scelta. Concordo poi con Zanini sul fatto di dire che va comunque fatto il possibile per aiutare le persone, soprattutto coloro che anche sono decise, e io ovviamente le ammiro, di lottare fino alla fine, in qualche modo pensando giustamente di poter proseguire, di guarire anche da patologie, anche se la medicina le ha definite talvolta incurabili, ma va rispettato anche questo volere e vanno aiutate ovviamente il più possibile. Così però come può esserci anche una scelta alternativa perché a un certo punto non se la sente più di combattere e dice beh almeno ho un piano B tra virgolette che è quello di poter diciamo in qualche modo togliere la mia sofferenza. Ecco, questo secondo me è il concetto. Zannini, lei ha già affrontato insomma il tema relativo alle cure palliative, ma da parte vostra potrebbero esserci altre reali alternative, per così dire, al suicidio assistito nel caso in cui insomma si cercasse di trovare una mediazione e ovviamente bisognerebbe anche ascoltare le persone che effettivamente sarebbero favorevoli a potervene accedere. Ripeto, la valutazione va fatta politicamente con una grande discussione nelle sedi opportune. Ecco, certamente cercare di scardinare quello che è l'ordinamento attuale non è una soluzione, non è corretto. Concordo con il dottor Pasetto sul fatto che la politica stia glissando su questa tematica. Basti vedere quello che succede con il caso di Mario, diciamo, nelle Marche, dove questa persona di fatto si è trovata in qualche maniera il ministro Speranza che ha scaricato completamente il problema su un comitato etico, il quale ha verificato la sussistenza di 4 punti che sono venuti fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale e che lo porterebbero, come dire, a
potervi beneficiare. L'attuazione, diciamo, di questo suicidio assistito. Bene, la domanda che adesso si è posta, che è la cosa più, per assurdo, più banale, bene, adesso come lo uccidiamo? Cioè, vi rendete conto di dove siamo arrivati? Che in questo momento qua si sta cercando di dare la possibilità a una persona di sottrarsi alla vita, come? Senza sapere come farlo. Cappato, addirittura parlato, usiamo il sistema che usano negli Stati Uniti per i condannati a morte. Ma dove stiamo andando a finire? Ci rendiamo conto di questa cosa? Non si può andare avanti a colpi, come dire, di sentenze qua e là per cercare di sgretolare quello che è un impianto giuridico che esiste da sempre. Ecco, bisogna farlo nelle sedi opportune. In questo modo qui, tanto che appunto il comitato etico che aveva dato, come dire, parere positivo di fatto, ha detto adesso come lo uccidiamo? Hanno scaricato anche loro il problema. Quindi non è questa la strada per fare un ragionamento su una tematica così critica, va fatta nelle sedi opportune, che richiederà del tempo certamente, ma non bisogna forzare assolutamente le cose, perché altrimenti rischiamo di andare veramente in quella che è una moderna Sparta, mi viene da dire. Non eravamo pronti, Pasetto, forse a questo passo, visto che adesso si sta discutendo anche su questo? Sì, io dico banalmente, basterebbe un po' guardare quello che si fa in Svizzera senza farsi troppe, diciamo, troppe domande sostanzialmente. Loro hanno una metodologia che ormai da anni portano avanti e credo che sia una metodologia assolutamente provata e sicura, e quindi insomma... Come fanno in Svizzera, scusi, magari anche per i telespettatori che allora sostanzialmente il paziente viene in qualche modo collegato con una flebo, e se può lui fisicamente farlo oppure una terza persona, in qualche modo viene attivata, diciamo, la flebo, e quindi insomma con un modo molto molto dolce il soggetto si addormenta e la situazione in qualche modo in tutta serenità, devo dire, vedendo anche quello che sono ciò che mi è stato riportato, in qualche modo conclude la propria vita, insomma. Questo sì. Serenità, sì, no, dopo hai fatto un bonifico di 15.000 euro. È un bel business, diciamo, questa cosa qua. Volevo solo dire una cosa, che è evidente che parlare un po' di morte, di fine vita, non è mai un argomento semplice, con il quale si parla volentieri, insomma, perché chi vorrebbe che un proprio caro se ne andasse? Credo, insomma, nessuno in qualche modo, e quindi insomma sono sempre temi, però comunque sono temi che vanno affrontati, e credo, insomma, nel modo più sereno possibile, insomma, quindi proprio perché, come dicevo prima, insomma, ci coinvolge tutti, noi per primi, chi magari è più giovane, i propri genitori, insomma, quindi è sicuramente un passaggio traumatico sempre e comunque. Zanini, perché diceva, scusi, un business? Perché un suicidio assistito in Svizzera non lo fanno sicuramente per beneficenza. Si paga prima, si pagano soldini, tanti, e lì chiaramente c'è l'afflusso delle persone. La Svizzera è uno dei pochi stati, che dicevo prima, delle poche nazioni, dove di fatto è stata introdotta questa modalità. Sì, questo tra l'altro... Il problema, come mai hanno tanti clienti, anche perché appunto hanno messo su questa situazione, ma voglio dire, dove vogliamo arrivare? Se in Italia non c'è questo tipo di legge è perché c'è una tutela reale della vita. La morte fa parte della vita, non bisogna esorcizzarla cercando di allontanarla o pensando comunque di togliere le sofferenze, perché comunque quelle ci sono, nel senso, a qualsiasi età. Bisogna però ragionare bene su quelle che possono essere le conseguenze di certi atti, di certe leggi, anche proprio nel corso del tempo, quindi non si può parlare del singolo caso, ma bisogna fare una valutazione che va fatta in campo politico nelle sedi opportune, non certamente tramite dei referendum che propongono un obiettivo e in realtà poi ne hanno un altro, o tramite degli spot o tramite delle sentenze qua e là. Non si può lasciare ai magistrati dover decidere cosa fare in questa tematica che è così articolata e complessa.
riusciamo a parlarci neanche noi mezz'ora, diciamo, su questa cosa, perché potremmo veramente parlarne per giorni e giorni. Penso che il dottor Pasetto concorderà su questa cosa. Di fatto no, non è un argomento per nulla semplice e va fatto, va ragionato nelle sedi opportune, con la politica che abbia coraggio di fare dei ragionamenti e anche di dire no al momento futuro. Certo. Pasetto stava intervenendo. No, stavo dicendo che a maggior ragione la discriminante economica in qualche modo andrebbe risolto, perché oggi chi può spendere per concludere in qualche modo la propria esistenza si sposta e lo fa in Svizzera aiutato da qualche modo amici, ecco. E ovviamente, come diceva giustamente Zanini, ha un costo anche significativo questa cosa qui. Per questo io dico, a maggior ragione lo Stato italiano dovrebbe legiferare ed eventualmente gratuitamente consentire il passaggio. Ecco, questo io credo che sia un ulteriore motivo per cui va regolamentata. Siamo in chiusura, un'ultima domanda veloce a tutti e due che poi è la stessa. Pasetto, si arriverà in tempi brevi secondo lei ad una legge sul suicidio assistito? Ma io credo Al di là di quello che lei auspica ovviamente, certo, però la sensazione. certo. In tempi brevi questo non so risponderle, però credo che i tempi ormai siano maturi, questo sì. Zannini? Secondo me no, e lo dico per fortuna. Il nostro paese è un paese estremamente civile. Bisognerà puntare piuttosto a sostenere queste persone, queste in stato di sofferenza, il più possibile, cosa che in questo momento non viene fatta. Quindi prima di pensare di sopprimere, di archiviare una persona per sempre, perché dopo, voglio dire, da fine vita non c'è ritorno. Quindi assumersi una responsabilità di questo genere, io farei un passo prima a cercare di tutelare il più possibile finché c'è una morte naturale, anche causata per malattia chiaramente, o per altre ragioni, ma che sia decoroso fino all'ultimo minuto. Grazie a Massimiliano Zannini, coordinatore Veneto per il Popolo della Famiglia, e grazie per essere stato con noi anche a Giorgio Pasetto, portavoce Veneto di Più Europa. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie ovviamente anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Nuovamente l'augurio di una buona giornata e ovviamente l'invito è quello di rimanere in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.